Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto ad Un Sorriso in Più Family. Allora, mi ricordo che l'ultima volta che abbiamo fatto esercizi insieme, perché io penso assolutamente che voi avete fatto sempre gli esercizi che vi ho proposto, sono molto convinta e molto sicura di quello, però l'ultima volta che li abbiamo fatto insieme risale a marzo, forse marzo, ed era primavera. Invece adesso siamo d'estate, un bel estate, un bel caldo come quelli che mi piace a me, come quelli che mi ricorda la mia terra, la mia amata Colombia. Ecco, però siamo qui e dobbiamo lavorare, perciò volevo ricordare con voi un po' di esercizi di quelli che abbiamo fatto, forse quelli che più mi piacciono a me e che più voglio consigliarvi a voi per riprendere di nuovo questa bellissima attività insieme a voi. Ecco, vorrei avervi qua al posto mio, così voi mi ricordate questi esercizi e iniziamo insieme. Vi ricordate quello che più mi piace a me per iniziare a scaldarci, per iniziare a sentirci un po' questa vibra, come dicono i ragazzi, questa vibrazione di questo ambiente, questa sensazione di fare gli esercizi? Sicuro che vi ricordate il lavarvi le mani, un bel contatto delle nostre belle mani, lavarci le mani, cominciamo a sentire questa sensazione, a muovere bene le dita, il polso, poi iniziamo anche a fare un bellissimo massaggio, tutto, ecco, cominciamo a scaldarci e a sentire il nostro corpo, questa bellissima sensazione. Ecco, mi sono dimenticata di dirvi che dobbiamo essere seduti, calmi, rilassati, senza pensieri, prendendoci un po' di tempo per noi, via i bambini, i nipotini, via le pentole, il mangiare. Adesso no, la nostra mente è vuota solo per gli esercizi, mi raccomando, e ci fermiamo proprio in quel posticino dove magari ci fa più male. Ecco, questo è importantissimo. Allora, una volta che abbiamo fatto questo, sentiamo già un po' di calore, un po' di quella sensazione di dire siamo pronti per fare gli altri esercizi. Ecco. Adesso possiamo continuare facendo gli esercizi per le mani, aprendo e chiudendo le dita delle mani, che è così importante perché con le nostre mani comunichiamo con il mondo intero, ci pettiniamo, facciamo i mestieri, pieghiamo, estendiamo, estiriamo, ci pettiniamo, ci trucchiamo, pensiamo più alle cose per noi piuttosto che per la casa, ci trucchiamo, ci vestiamo. Ecco, possiamo fare questi esercizi. Dopo vi ricordo altri esercizi in modo anche, diciamo, velocemente, quello di fare così, che diamo un po' di movimento alle nostre spalle, ai gomiti. Ecco, poi dall'altra parte possiamo fare questi movimenti per ricordare un po', di nuovo di qua, di nuovo di là, ecco. Vi ricordo sempre di fare una pausa fra un esercizio e l'altro, di fare un bel respiro profondo dentro dal naso, poi fuori dalla bocca, prendendoci il tempo anche di rilassarci per proseguire magari con quest'altro esercizio. Ecco, molto bello, in cui diamo mobilità alle spalle. A me piace tantissimo perché poi un braccio aiuta l'altro nell'eventualità che abbiamo qualche situazione che facciamo magari fatica, no? Con un braccio ci fa un pochettino male o abbiamo qualche difficoltà, allora l'altro braccio aiuta. Se non c'è questa situazione, ben venga a fare questo esercizio in questo modo.
non ho contato, però fare una decina di volte è la cosa più giusta. Poi anche questo andiamo da quella parte, a sinistra e poi a destra, a sinistra, destra, sempre movimenti lenti, armoniosi, sentendo proprio questi movimenti, rendendoci conto che stiamo facendo qualcosa per noi, per prevenzione, che è tanto importante. E da qui possiamo fare il movimento che voi già avete capito, di fare una bella polenta da una parte e una bella polenta dall'altra parte. Ecco. E poi riposiamo e prendiamo un bel respiro profondo dentro dal naso e poi fuori dalla bocca, come se dovessimo spegnere le candeline di una torta di compleanno. Ancora dentro dal naso e poi fuori dalla bocca, e ci diamo un momentino di riposo. Allora diamo gli spazi anche alle nostre gambe, ai nostri arti inferiori. È importantissimo, come ben sapete, il movimento delle caviglie. Il movimento delle caviglie ed è molto importante per rinforzare tutta la muscolatura che c'è intorno alle caviglie, che ci dà tanta stabilità, e anche per la circolazione. Possiamo fare con tutte e due le gambe così, possiamo fare anche, se è più comodo, prima una gamba dopo l'altra, e questo esercizio lo potete fare in qualsiasi momento. Vi sedete un attimino a riposare e cominciate a muovere le caviglie in su e in giù. Vi aiuta tantissimo alla circolazione, che è importante, perché poi andando in su con l'età questi pareti delle vene risentono un pochettino il duro lavoro della vita, che ha fatto il lavoro in piedi, che ha fatto il lavoro seduto. Io è stato tanto tempo seduto, perciò questo è importantissimo. Allora lo facciamo con una gamba, lo facciamo con l'altra, lo possiamo fare anche con tutte e due insieme, come l'ho fatto all'inizio. E stiamo lì un bel po', belli tranquilli, coccoliamo un pochettino queste gambe. Poi è importante anche il movimento, fare dei cerchi in un senso, il più ampi possibile, il più grande possibile, da una parte e anche più dall'altra. Ecco, e dopo con l'altra gamba facciamo uguale, prima da una parte e dopo dall'altra. E si riposa. Allora portiamo tutte e due le gambe su e facciamo una nuotatina. Guardate che questi esercizi li potete fare quando siete da soli, come vi ho detto all'inizio, che è bello quando siamo da soli per prenderci il tempo per noi stessi, però comunque se siamo con dei nipotini, se siamo con dei parenti, con delle amiche e ci troviamo lì, e proponetevi anche voi a loro questi esercizi, così perlomeno si fa un bel gruppetto, si fanno degli esercizi, si sta in compagnia, e poi la cosa più bella è che poi si sente uno veramente bene, no? Perciò prendete voi l'iniziativa io so come fare gli esercizi, facciamoli insieme, ma
quei nonni che devono stare con i bambini, guarda che questo è un bellissimo momento per stare insieme, che forse anche loro vi propongono a voi qualche esercizio di quelli che hanno fatto all'asilo, alla scuola, al calcio, al nuoto. Vedrete che comunque è bello condividere questi momenti, in modo che voi siete un po' maestri e anche loro sentono un po' maestri, perciò siete maestri alunni e viceversa, perciò è bello. Perciò se il vostro nipotino fa nuoto gli proponete questo, poi anche questo, e state lì un po' a modo di gioco, però fate tanta attività fisica, vi fa bene a voi e poi loro il tempo che dedicano a questo è tempo bello in cui stanno tranquilli, sotto controllo, a fare qualcosa che gli fa solo bene, e allora è bello. Benissimo, e poi riposiamo. Un bel respiro profondo, dentro dal naso, fuori dalla bocca, e possiamo anche fare questo. Su, 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 su. Com'era quella canzoncina del cavallino? Cavallino, allora, questa la diceva mia nonna. Però ci metteva qui e diceva: cavallino gio gio gio, piglia la viada che ti do, piglia ferri che ti metto per andare a San Francesco. San Francesco è buona via per andare a casa mia è lontano, cavallino non ci stanchiamo. Ecco, qualcosa del genere mi è venuto in mente così spontaneamente, quella che mia nonna toscana me lo diceva a me quando ero piccola, e a sua volta ho sentito dire a tanti di quei miei cugini, perché siamo un po' tantini, perciò li ho sentiti. Magari la mia pronuncia non è quella più giusta, però se qualcuno di voi ha sentito e sa questa canzoncina per i bambini, per fare proprio tranquillizzare i bambini, giocare con i bambini, vi prego scrivetemela, che così me la ricordo anch'io e la so pronunciare meglio. La prossima volta che vi propongo questo esercizio, che non è un esercizio, però il fatto di alzare i taloni vuol dire tanto, no? E perciò voi fate un esercizio. E questo è nato un po' così spontaneo, ma penso che va benissimo. Allora, mi raccomando, se qualcuno mi fa la cortesia di scrivermi bene questa filastrocca, io vi ringrazierò, perché veramente è molto bello e mi ricordo molto la mia nonna. Dopo questo bellissimo momento insieme, in cui mi avete fatto anche ricordare qualche episodio di quando ero bambina insieme a mia nonna, vi saluto. Mi raccomando, fate questi esercizi da sola, in compagnia, però comunque fateli, divertitevi facendo questo. E vi saluto, ecco, mi raccomando, questo è per ricominciare a fare gli esercizi insieme, per riprendere un po' delle attività che abbiamo iniziato a fare, che voi avete continuato a fare da soli, che adesso iniziamo di nuovo a farlo insieme. Allora, vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio di cuore per questo momento insieme, e vi mando un bacio e vi ricordo che vi aspetto sempre. Alla prossima, ciao!